alle donazioni di sangue in tutte le ULSS del Veneto. Si fa il test per verificare l'assenza del virus nelle sacche. Intanto nella Marca riscontrata una persona infetta ed un ceppo di zanzare positive al virus. Tragedia nel bellunese, 79enne escursionista austriaco muore dopo essere scivolato e caduto tra le rocce per una ventina di metri. Penso a Giulia ogni giorno, le parole di Gino Cecchettin a Mestre per presentare un protocollo con Veritas sulle violenze di genere. A novembre il processo d'appello per Filippo Turetta. Ennesimo grave incidente sulle strade della Marca con un 24enne in fin di vita. Sotto accusa l'alta velocità. Abbiamo armi spuntate, dicono i sindaci che rilanciano la questione autovelox. Spaventoso incendio in centro a Cornedo Vicentino. Le fiamme si sono sprigionate nella mansarda di un edificio che ospitava un centro per migranti, 18 persone evacuate. È caccia al vandalo che la scorsa settimana ha tagliato le gomme a 5 polmini usati per il trasporto degli anziani a Cervarese Santa Croce. Il sindaco, un gesto inspiegabile. La Lega alle regionali fa la battaglia per la vita. Una lista Zaia rischia di disperdere voti. Fanno discutere nel partito le parole di Roberto Marcato a Ring. Intanto anche la russa stronca l'ipotesi. Mondiali di nuoto, dopo il bronzo sui 50 farfalla, il campione vicentino sfiora l'oro nel centrodorso. Solo 5 centesimi gli hanno legato la vittoria, ma è comunque festa nella sua Schio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Virus West Nile, cresce in tutta Italia la presenza delle zanzare infette. Intanto una persona è stata contagiata a Casale sul Sile, un ceppo larvale a Preganziol e limitazioni alle donazioni di sangue in tutto il Veneto, tranne che nelle province di Belluno e Vicenza, ma il test sulle sacche sono già attive in tutta la regione. Abbiamo trovato questo pool di larve ovviamente nell'area di Preganziol, che sono state poi anche certificate dallo zoo profilattico, e con il comune di Preganziol, con i comuni limitrofi, il nostro ufficio prevenzione di igiene pubblica sta lavorando, il dottor Bonsembiante, per fare una disinfestazione generale in modo tale che queste larve vengano sostanzialmente uccise e quindi non si prolifichino più. È stata segnalata dall'igiene pubblica un caso a Casale sul Sile di una persona che il 10/7 è stato visto al suo medico e poi ha fatto gli esami, gli IgM si sono mosse. È un caso comunque che con un po' di febbricola che si è già risolto grazie all'aiuto del medico curante, per cui nessun allarmismo, nessun problema. Esplode il virus West Nile. A Treviso un caso già risolto e un ceppo di larve a Preganziol in via di disinfestazione, ma in tutta Italia crescono anche le vittime e le limitazioni alle donazioni di sangue. Sono già 31 le province italiane sottoposte a sospensioni per contrastare il virus, tra cui tutte le province venete ad esclusione di Belluno e Vicenza, ma in tutti i centri trasfusionali veneti Azienda Zero aveva già dato l'ordine di effettuare preventivamente il test NAT. Quindi nessuna sospensione temporanea per 28 giorni dei donatori di sangue. Chiunque abbia soggiornato anche solo per una notte nella stagione 2025 nei luoghi veneti indicati potrà continuare a donare, se naturalmente lo fa in Veneto. Nel nostro caso siamo abbastanza tranquilli perché per disposizione della nostra ULSS su tutte le sacche viene fatto il test NAT per l'evidenziazione della presenza di questo virus. Nessun allarmismo quindi, ma attenzione alta, specie da parte dei sindaci le cui ordinanze sono imminenti. Le ordinanze dei sindaci che stanno arrivando per evitare l'acqua nelle caditoie, evitare l'acqua nei sottovasi, pulire bene i fossati, fare disinfestazioni. A tranquillizzare la popolazione ci sono a supporto le percentuali. L'80% dei colpiti dal virus è asintomatico e il 20% sono anziani e persone fragili. Usare citronella e vestiti chiari rimangono i consigli migliori. A Preganziol, oltre alla disinfestazione ordinaria, verrà particolarmente curata anche l'area cimiteriale, dove il ristagno d'acqua potrebbe essere veicolo di proliferazione. Il fatto di trovare prima la malattia che colpisca l'uomo consente all'uomo di proteggersi di più, quindi è un segnale di prevenzione. È un segnale purtroppo ormai abbastanza normale, infatti lo stesso sito di Preganziol anche negli anni passati è risultato più di una volta positivo. L'altro anno no, ad esempio l'anno prima sì, e insieme alle zone di Oderzo, Cimadolmo, eccetera, che sono i due posti purtroppo dove abbiamo più casistica. Tra
Tragedia in montagna, l'ennesima di questa estate bellunese. Un escursionista di 79 anni di nazionalità austriaca è volato per una ventina di metri dal sentiero 514 che conduce al rifugio Pian de Fontana sotto la Talvena. Il 79enne stava procedendo in discesa con un gruppo di persone quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando tra le rocce. I compagni hanno dato l'allarme, in zona è arrivato l'elicottero del SUEM che ha sbarcato equip sanitaria e tecnico del soccorso alpino. L'escursionista è stato recuperato in gravissime condizioni e purtroppo, nonostante il trasferimento all'ospedale di Belluno, è deceduto poco dopo. Penso a Giulia, ogni giorno è una ferita aperta. Le parole di Gino Cecchettin questa mattina a Mestre per presentare un protocollo con Veritas sulle violenze di genere. Una ferita che non si è mai chiusa e io nel quotidiano vivo un dolore inenarrabile. Ogni volta che penso a Giulia io penso a quello che mi è stato tolto, però riesco a gioire anche di quello che mi è stato dato ed è proprio questa la dicotomia che mi ha fatto far andare avanti in questi mesi e alle volte anche col sorriso, cercando quel po' di felicità, perché Giulia avrebbe voluto così. È stata fissata il 14 novembre a Mestre la prima seduta del processo d'appello a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Reo confesso, Turetta è stato condannato in primo grado all'ergastolo, il massimo della pena, ma nella sentenza aveva fatto discutere il mancato riconoscimento delle aggravanti di stalking e crudeltà. Ho sempre detto che mi fido della giustizia e accetterò qualsiasi verdetto. È chiaro che dal mio punto di vista comunque è un momento doloroso sentire che non vengono riconosciuti i capi d'accusa, insomma alle volte può far male, però ecco, cerco sempre di porre l'attenzione su qualcosa veramente di proattivo che possa far nascere. Voglio che il seme di Giulia faccia nascere qualcosa, lascio la vicenda giudiziaria in un binario parallelo. Il dramma di Giulia ha davvero fatto nascere qualcosa. Oggi ad esempio Gino Cecchettin è nella sede di Veritas, la società pubblica di energia, servizi idrici e raccolta rifiuti della città metropolitana di Venezia. Veritas, con 3.600 dipendenti e la fondazione Giulia Cecchettin, stanno conducendo una serie di attività per contrastare discriminazioni e violenza di genere all'interno dell'azienda. E tutto questo ha permesso anche alle persone di avere più coraggio di raccontare se ci sono delle problematiche, e tutto questo riduce anche eventuali contenziosi futuri, eventuali andare nelle aule di tribunale, cioè intercettarle prima e gestirle prima aiuta sicuramente. Per Gino Cecchettin è per certi versi una seconda vita. Assieme al lavoro di tante altre persone, il padre di Giulia ha saputo mettere il risalto mediatico di cui gode al servizio di un progetto che inizia a dare i primi frutti. E questo significa quel fare rumore che Elena parlava, è proprio questo. Io l'ho inteso in questa maniera e i progetti arrivano. Adesso questo è il primo, ma in cantiere ne abbiamo almeno una ventina. Butto il cuore oltre l'ostacolo, vado oltre a qualsiasi cosa che mi possa arrivare addosso, però qualcosa ne viene fuori. Il GIP di Latina ha convalidato il fermo nei confronti del cittadino pakistano accusato di aver ucciso colpendolo con un collo di bottiglia di vetro spezzata il giovane tunisino Amine Gara, morto sabato 19 luglio poco prima di mezzanotte in centro a Rovigo. Sono stati così tutti convalidati i 5 fermi disposti dalla Procura di Rovigo nei confronti degli indagati. Per tutti è stata disposta la custodia cautelare in carcere, tranne per uno dei 2 fermati a Rovigo, per il quale è stato disposto il divieto di dimora nella provincia polesana. Ennesimo grave incidente sulle strade della Marca, accaduto a San Polo di Piave, sotto accusa l'alta velocità. Abbiamo le armi spuntate, dicono i sindaci che rilanciano la questione autovelox. Con mio figlio ho sentito il botto, una frenata e il botto. Passano di qua anche molto veloci. Ieri sera pioveva e quindi la strada sdrucciolevole e tutto qua. E proprio la pioggia, ma soprattutto l'alta velocità, sarebbero la causa dello schianto che ha ridotto in fin di vita un ragazzo di 24 anni di origini kosovare, residente a San Polo di Piave. Era a bordo della sua Peugeot 206 diretto a Cimadolmo quando all'altezza della semicurva di via Callarghe ha perso il controllo del mezzo. Prima ha sbandato, poi è finito fuori strada terminando la sua corsa contro il muretto di questa abitazione al civico
classico 77, una traiettoria impazzita con i rilievi affidati ai carabinieri. Ora si trova in terapia intensiva, la prognosi è riservata, sono ore di angoscia anche per il sindaco Nicola Fantuzzi. Ancora una volta nelle nostre strade un giovane sta lottando tra la vita e la morte. Una strada tristemente nota, via Callarghe, teatro di altri drammi e incidenti ad alta velocità, come raccontano queste reti divelte, eppure qui di autovelox nemmeno l'ombra. Non c'è la possibilità di mettere dispositivi di controllo della velocità elettronici data dal decreto Minniti e non essendo in centro urbano, in centro abitato, non è possibile chiedere la deroga in prefettura. Il nodo vale per gli autovelox fissi, così come per quelli mobili, in particolare per la questione tuttora irrisolta del rapporto tra omologazione e approvazione dei dispositivi, con tanti comuni che hanno optato per lo spegnimento generalizzato, così a Breda di Piave. C'è chi, come noi, insomma, ma come quasi tutti, ha deciso di non utilizzare gli autovelox che possono avere, perché i ricorsi ci sono, i ricorsi vengono vinti con questo buco normativo. Basta, è ora di finirla, è ora che venga deciso in un modo o nell'altro. Solo nelle scorse ore nel Bellunese il giudice di pace ha annullato 2 multe sullo sfondo l'autovelox del Passo Giau, uno dei più contestati e famigerati a livello regionale, ma per i sindaci la questione è pressante. Non abbiamo sostanzialmente armi con cui andare a contrastare la velocità sulle strade. Ogni giorno che passa è un giorno di ritardo, le vittime ci sono costanti. Da qui l'appello in un'estate di sangue al titolare delle infrastrutture, da mesi si aspetta una risposta. Io invito il ministro Salvini sul nostro territorio a confrontarci con noi, venga anche dai comuni più piccoli a capire quali sono le nostre difficoltà e le nostre esigenze. Poi sono sicuro che sta lavorando, però mi permetta, ministro, 1 anno è troppo. Spaventoso incendio a Cornedo Vicentino, in fiamme la mansarda di un edificio che ospita un centro per migranti. Attimi di terrore all'alba per i residenti di via Garibaldi a Cornedo Vicentino. Lingue di fuoco alte una decina di metri si sono sprigionate dal tetto di una vecchia abitazione inserita nella schiera di edifici del centro che ospitava una struttura ricettiva per migranti. Mentre la colonna di fumo era diventata visibile in tutta la città, decine le telefonate sono giunte alla centrale dei vigili del fuoco. Immediato l'arrivo dopo le 7 dei pompieri da Arzignano, Schio e Vicenza, che hanno evacuato lo stabile e circoscritto le fiamme. Sono intervenuti tempestivamente, hanno spento l'incendio e stanno mettendo in sicurezza l'immobile, perché ovviamente adesso il tetto è compromesso completamente, le travi sono carbonizzate e gli impianti sono completamente da rivedere. E ovviamente il fabbricato verrà reso inagibile dall'ufficio tecnico fin tanto che non verranno fatti i lavori di messa in sicurezza, insomma, dell'immobile. 18 le persone presenti negli appartamenti e suddivisi su 3 piani, uno abitato da una coppia di origini ucraine. Fortunatamente nessun ferito, solo una persona è rimasta leggermente intossicata. Passata la paura per lo scampato pericolo per gli inquilini, resta il problema di un nuovo alloggio. Sì, i ragazzi sono stati presi in carico dalla prefettura perché sono ospiti loro, quindi sono stati alloggiati presso altre cooperative della provincia, mentre i 2 signori residenti a Cornedo di origini ucraine sono stati presi in carico da noi. Abbiamo trovato una sistemazione tramite la parrocchia, vediamo adesso di sistemarli definitivamente. Sul posto, con i tecnici dei vigili del fuoco, anche i carabinieri e la polizia locale per stabilire le cause dell'innesco. Si escluderebbe un'origine dolosa. Le scintille potrebbero essere state generate da un cortocircuito. Gli appartamenti dove risiedevano i ragazzi della cooperativa erano stati recentemente ristrutturati, quindi gli impianti erano a norma, le caldaie erano nuove, perciò si presume sia stato qualche altro l'innesco, insomma, dell'incendio. A Cervarese Santa Croce, ora nel Padovano, dove caccia al vandalo che la scorsa notte ha tagliato le gomme ai 5 pulmini utilizzati per il trasporto degli anziani. Si introduce nel cortile dell'ex scuola De Amicis di Cervarese Santa Croce, oltrepassando la recinzione con un balzo, si avvicina ai furgoncini parcheggiati e chiusi e con una lama, forse un taglierino, fora le gomme di tutti e 5 i pulmini. Sono le 2:42 di martedì quando il vandalo, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, compie un gesto del tutto inspiegabile che in queste ore sta creando gravissimi danni all'associazione Pronto Anziano, che si occupa del trasporto di anziani e disabili soprattutto in caso di visite mediche. Dispiaciuto e preoccupato il sindaco Massimo Campagnolo. Se riusciamo a individuarlo saranno problemi suoi seri,
però ci ha messo in difficoltà perché ha tagliato le gomme di questi mezzi rivolti al sociale. Adesso grazie ad altre persone che siamo riusciti a far intervenire abbiamo fatto i casi un po' più urgenti, però l'atto che è stato fatto è un atto veramente che non ci diamo pace. Ad accorgersi di quanto accaduto, i volontari dell'associazione che hanno dato l'allarme e hanno subito pensato a chi doveva fare una visita in queste ore, trovando una soluzione tampone. Nel frattempo sono partite le indagini. Al lavoro gli agenti della polizia locale. Il comune ha anche sporto denuncia ai carabinieri. Il sindaco rivolge un appello a quanti possono avere visto o sentito qualcosa. Si facciano avanti perché il vandalo possa essere trovato e possa farsi carico del danno causato materiale ma anche morale. Il pronto anziano nel nostro caso sta facendo un servizio ottimale, trasporta oltre 300 persone al mese, grazie a tutti i volontari che lavorano appresso questo servizio, per cui questa persona non so se si è reso conto cosa ha fatto. La politica ora in vista delle regionali 2025, l'ipotesi di una lista Zaia spacca la Lega, dice no il cosiddetto bulldog della Lega Roberto Marcato, di tutt'altro avviso. Mario Conte. La vorrebbe quella di Zaia? No. Ma certo che no. Ma stanno le regole, dai. Se c'è la mia lista del candidato presidente, cioè ci sono da quante quando liste civiche, noi abbiamo la necessità di fare un risultato importante come Lega. Lista Zaia, no grazie, dice come sempre senza lasciare spazio a interpretazioni Roberto Bulldog Marcato, ospite nel ring di Ferdinando Avarino, una risposta che di primo acchitto può sembrare shock, ma che l'assessore leghista, dato anche tra i papabili candidati presidenti, subito argomenta. Dopo la batosta alle città capoluogo di provincia, alle politiche, alle europee. Cioè se noi canniamo anche questo appuntamento dove abbiamo sempre fatto grandi risultati, cioè, ragazzi, adesso ce la possiamo permettere, quindi anche sulla lista Zaia bisogna ragionare e capire se questa può essere ad adiuvandum, a supporto della lista Lega, è un tema. Ma se mi svuota la lista Lega siamo già in difficoltà. Il voto leghista non si può quindi disperdere, anche perché il Carroccio non vive la sua stagione migliore con i Fratelli d'Italia che già hanno superato a destra. Questo, secondo il Marcato pensiero, avrebbe pure un'altra possibile ricaduta. Se dovessimo fare oggi la lista Zaia, io non credo che te la farebbero fare riempiendola di leghisti. No. Non credo. Massimizzare i voti per il partito o per la coalizione, questo è il dilemma che divide in primis i leghisti. Mario Conte, anche lui un papabile per il post Zaia, è di tutt'altro avviso. È una lista che quando è stata utilizzata ha dimezzato anche i voti del centro-sinistra, perché laddove c'era la lista Zaia in campo il PD si è visto anche dimezzare i propri voti, e quindi penso che in una logica di un centrodestra che vuole presentarsi nel modo più forte possibile, avere anche un contenitore civico che porta il nome del presidente Zaia, simbolo di buon governo, possa essere solo che un'opportunità di crescita. Entra a gamba tesa l'ex leghista, oggi segretario veneziano di Forza Italia, Gianluca Forcolin, per cui il destino di Zaia è legato al suo rapporto con la Meloni. Forcolin porta il ragionamento all'estremo. Oggi dire che loro strappano o lui strappa per rivendicare e appoggiare un candidato che non è lui, perché certo che non è lui, con una propria lista, vuol dire la morte politica di Luca Zaia da oggi al suo futuro. Io credo che non sia così sciocco da fare una mossa del genere. Dal canto suo, Zaia tiene il punto in vista del tavolo tra leader. Funziona che ci sarà un candidato presidente, il quale poi accetterà l'aiuto delle singole liste. Quindi per me non è una questione di crociata, vedremo cosa accadrà. Ed intanto, dopo Antonio Tajani, anche il presidente del Senato ed esponente di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, stronca l'ipotesi di una lista Zaia in Veneto. L'intervento durante una cerimonia a Palazzo Madama. C'era l'ipotesi di una lista Zaia, come la valuto? Ma io personalmente dico che se uno è iscritto in un partito deve candidarsi con quel partito. A me non mi è mai venuto in mente di fare la lista alla Russa. Certo non sono Zaia, ma insomma avrei anch'io 10-12 voti, li potevo raccattare. Quindi vale la pena, è giusto, quando uno è candidato lui, allora
può essere scelto di comune accordo della coalizione di aggiungere altre liste, ma altrimenti... Ai nostri microfoni ora Piero Mazzola, figlio di Giuseppe Mazzola, ucciso con Graziano Giralucci nel 1974 dalle BR a Padova. Racconta la battaglia legale della sua famiglia che ora, dopo 51 anni, ha ottenuto il pignoramento dei beni dei brigatisti responsabili della morte del padre. Noi abbiamo fatto tutto questo perché possiamo dire a chi dice che ormai hanno pagato il loro debito con la giustizia, sto parlando degli assassini, quelli che sono stati condannati per l'omicidio, che non è vero che l'hanno pagato. Hanno pagato per l'aspetto penale ma non per il resto. Quasi tutta la vita trascorsa a cercare giustizia, anche se nessuno potrà mai restituire un padre. 51 anni dopo, Piero Mazzola, figlio di Giuseppe Mazzola, il carabiniere in pensione ucciso assieme a Graziano Giralucci il 17 giugno del 1974 durante un'irruzione armata delle Brigate Rosse nella sede dell'MSI di via Zabarella a Padova, sta per chiudere la lunga pagina giudiziaria con il pignoramento dei beni degli assassini del padre. Un risarcimento di 1.800.000 euro, crediti vantati dopo la sentenza civile seguita alla condanna penale del comando brigatista. La famiglia Mazzola non si è mai fermata. La promessa che ho fatto davanti a mio padre, non mi piace dire il cadavere di mio padre, ma mio padre che era nella bara lì all'Istituto di Medicina Legale, quindi è una promessa che ho fatto, quindi che avremmo fatto di tutto quello che era nelle nostre possibilità, nulla esclusa, per arrivare a individuare gli autori e poi per far valere, ecco quello che mi interessa, far valere la responsabilità. Mazzola e Giralucci furono le prime vittime della BR. La sentenza civile di risarcimento coinvolge anche gli ideologi dell'assalto, Renato Curcio, Mario Moretti e Alberto Franceschini, deceduto lo scorso aprile. Una pagina della storia italiana e di vita per Mazzola, che ha riservato anche momenti di grande dolore, come quando il presidente Cossiga espresse la volontà di concedere la grazia a Curcio. Io ho visto piangere mia madre quando è morto mio padre. E ho visto piangere mia madre quando Cossiga voleva dare la grazia, perché era intollerabile. Era un modo per non riconoscere, non lo so, per giustificare. Siccome noi non avevamo strumenti per opporci, strumenti giuridici, parlo di strumenti giuridici, e allora abbiamo pensato di recidere quello che ci legava al Presidente. Il ragionamento è stato questo: tu dai la grazia perché rappresenti tutti gli italiani come Presidente della Repubblica, bene, puoi dare la grazia però non a nome nostro. Come facciamo perché tu non possa dare la grazia a nome nostro? Recidere quello che ci unisce, ossia la cittadinanza. Noi lo tagliamo, finito. Poi abbiamo fatto richiesta. A quel punto Cossiga ha rinunciato. Una macchina inaccettabile per Piero Mazzola, quell'azione di Cossiga che non rispetta il lavoro fatto dalla procura e dai suoi avvocati che hanno difeso la famiglia. Insieme ai fratelli si sono sempre battuti solo per la giustizia. I soldi del risarcimento non interessano. Non verrà detratta una lira, verranno date proprio tutte in beneficenza perché sono soldi lorde di sangue. Mondiali di nuoto a Singapore, ancora podio per il vicentino Thomas Ceccon. Terzo giorno e terza medaglia per lo scledense Thomas Ceccon, che vince l'argento nei 100 d'orso ai mondiali di nuoto di Singapore. Dopo l'argento in staffetta, il bronzo nei 50 farfalla, dove ha migliorato il record italiano, il campione vicentino si è messo al collo l'argento iridato sui 100 d'orso, gara in cui è primatista del mondo e campione olimpico in carica. Un primo 50 sottotono e una rimonta straordinaria nel secondo 50 che mette ancora una volta in luce la tenacia del campione e la sua facilità di progressione in vasca negli ultimi metri che fanno la differenza. Seconda vasca velocissima, beffato da 5 centesimi. Maschio esulta dal Palazzo Comunale, sintonizzati a tifare Thomas. Ancora una volta porta il nome di Schio in giro per il mondo e noi siamo particolarmente orgogliosi di questo perché riesce a contraddistinguersi
corsi, anche oggi è riuscito a fare una grandissima rimonta, e questo dimostra quanto la forza di volontà, l'allenamento, la disciplina porti a dei grandissimi risultati. Volevo proprio ringraziarlo di persona, spero che arrivi a Schio presto perché lo festeggeremo e penso che sia un grandissimo esempio per i nostri giovani e per il loro futuro. È tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla le previsioni del tempo. Buona serata.